Ancora nordafricani, ancora tunisini, nelle cui mani passa una buona fetta della grossa torta dello spaccio di droga a Padova. In questo caso la squadra mobile euganea, anche attraverso le segnalazioni dei residenti di una certa zona cittadina, il popoloso quartiere dell'Arcella, è riuscita a smantellare un'attività criminosa concentrata nei pressi di una grossa struttura commerciale gestita da una mezza dozzina di cittadini del paese nordafricano di età compresa tra i 21 e i 30 anni, in grado di spacciare sulla piazza cittadina fin nella cintura urbana di Selvazzano durante un mese 1 chilo di droga purissima ad elevato principio attivo, dunque sostanza di qualità, proveniente dalla Lombardia a 70-100 euro al grammo, come hanno potuto appurare gli agenti della polizia stradale mantovana di Ostiglia al momento di fermare l'auto dei corrieri dove erano nascosti oltre 3 grammi della polvere bianca. Gli interessati, molti dei quali risultavano conosciuti nell'ambiente con soprannomi quali Angelo, il Grosso, Bed e Labras, cioè volto con chiazze bianche, erano molto attenti nel trasferimento della merce verso la città del Santo, servendosi di autostaffetta attraverso procedure pazientemente ricostruite dagli inquirenti nell'arco di alcuni mesi. Due gli aspetti insoliti. Il primo è che un paio degli interessati aveva denunciato alla stessa questura di risultare vittima di pressioni da parte di connazionali per entrare nel mondo dello spaccio, godendo così di supporti da parte dei servizi sociali, salvo poi entrare volontariamente nel giro. Il secondo è che nella gang è spuntato anche il nome del 29enne bidello di origini palermitane Stefano Stemma, già noto alle forze dell'ordine per una vicenda di stalking nei confronti di una maestra, il cui incarico era contattare i clienti, nonché trasportare droga, unico a finire agli arresti domiciliari, dove tra l'altro già si trovava per la citata storia. Un'altra operazione che conferma l'efficacia dell'azione di controllo e repressione da parte delle forze dell'ordine nei confronti del traffico di droga, tanto più se va ad incidere nelle condizioni di sicurezza e tranquillità di un'area cittadina. Un'ultima annotazione riguarda le utenze telefoniche degli spacciatori, tutte intestate a fantomatici titolari e tutte rilasciate da un phone center del quartiere di Chiesa Nuova, periferia ovest padovana, chiuso qualche mese prima durante un'altra operazione antidroga.